Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti, imprenditori uniti, chi vi parla il vostro sparacazzate preferito, rigorosamente in diretta da via Carlo Belerio 41 in Milano, zona Affori, quindi siamo Milano Nord per quelli che Milano non ce la conoscono. Chi vi parla il vostro sparacazzate preferito, Federico, 0292947222, ripeto 0292947222 per dire la vostra in diretta senza filtri né censure. Per i più timidosi avevo sempre il nostro canale WhatsApp Arcobaleno 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Primi a scrivere ci regaliamo la parrucca rosa di Malgioglio. A fianco a me, a proposito di Malgioglio, Mimmo Magnetta. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Questa trasmissione è peggio di quella che fa Vladimiro Lussuria con Francesco Storace. Mamma mia, sul rosso e il nero. Noi siamo pure meglio pubblico di loro. Quelli lo fanno sotto pagamento, noi invece lo facciamo gratis. Noi siamo qua gratis da tanti e tanti anni per tutelare quella che è la voce libera, senza filtri né censure. Pensate un po' come siamo inguaiati se ci hanno dato questo immenso potere a noi. Dalla parte del Caino Legnoso c'è la nostra mitica regia Natalia e Simone, sono in due, pensate come i macchinisti dei tempi d'oro delle ferrovie, parlavamo, pensate che l'Italia era il paese più sicuro a livello di incidenti ferroviari perché aveva due macchinisti. E dove i treni arrivavano sempre in orario. Sì, poi ne hanno tolto uno per risparmiare, si è vista la differenza. ecco spiegato un sacco di cose. Tuttavia, qua sulla Libertà abbiamo ben due macchinisti. Regia, nonostante due macchinisti abbiamo iniziato in ritardo, però è la tradizione dell'ente autonomo Ferrovie dello Stato che noi siamo orgogliosamente orgogliosi di perpetuare. Bravo. Quindi tirate fuori i biglietti, amici che ci ascoltate a casa, e tante cose accadono, non so, di cosa stiamo parlando prima che tu tirassi fuori il telefono facendomelo vedere? No, ti volevo far vedere un ci messaggio. Vogliono sostituire, no, il nostro Simone ci dice che ci vogliono sostituire, bravo, questo ragazzo giovane che è studiato a differenza di chi vi parla, perché mi sono fermato alla quinta elementare al mio diploma di ragioneria, io sono ragioniere per quello che ti sei comprato, quello che ti ha comprato io non la mi tua sono mamma. comprato, l'ho fatto, ho avuto anche la commissione esterna, caro Mimmo. Sì, sono ragioniere perito commerciale con 80 su 100, pensate un po' al vostro sparacazzate, come è titolato bene. Ho lasciato al terzo anno di giurisprudenza, grazie a Dio, prima che una laurea dicesse quanto fossi venduto. Scusate, ma io le odio le università, è più forte di me. Mi ricordo quando all'università mi costringevano a comprare il libro del professore. Se non c'avevi il libro del professore con il tuo nome e cognome scritto con l'inchiostro, l'esame te lo sognavi. Quello già era il primo ricatto. È una specie, come possiamo dire, una specie di pezzo legale. E poi ti rende conto che vai in certe università, e non solo del sud Italia, del nord, dove vedi che chissà perché hanno tutti lo stesso nome. È tutta una grande famiglia. Quella dei docenti universitari, chissà perché, vabbè, comunque. Perché poi ci sono anche quelli che andavano direttamente in Albania. E facevano bene a sto punto. Che bello usare lo Stato per i propri porci comodi, che meraviglia. Poi, capito, noi siamo una democrazia compiuta, gli altri no, gli oligarchi, gli autoritari. No, in Italia dove abbiamo interi settori della pubblica amministrazione, dove ci sono gli stessi nomi delle famiglie, dall'università alla sanità, fino alle forze armate, è tutto legale, tutto normale, ragazzi, che bello. Che bello. E così il vizio italico appunto di avere le amicizie delle amicizie, le conoscenze, e il vizio appunto quello di rappresentare sempre interessi più forti. Io per esempio quello che non riesco a capire, ad accettare, come facciamo noi ad avere un governo in cui ci sono alcune forze della maggioranza che sono per l'ulteriore, come la chiamano, la tassazione alle banche, e ce ne sta uno invece che no. No, dici perché non io è sono giusto, per la nazionalizzazione immediata di tutte le banche e per la rapina degli usurai. Ok. Mi ricordo che a Vicenza, quando andavo a scuola, c'era una scritta che faceva così: è arrivato il giorno della rivolta urbana e ogni usuraio toglieremo la sua grana. E voi pensate, per 10 anni fare avanti e indietro, non che ho fatto 10 anni alla stessa scuola, però insomma
ho fatto elementare, le medie, sono 8 anni, scusate, andare avanti non hai dietro. ripetuto 3 volte la terza alimentare tu? sono No, stato no. promosso. E ogni giorno leggersi sin da bambino questa frase, è arrivato il giorno della rivolta urbana, ogni usuraio toglieremo la sua grana, a me è rimasta in testa. Ancora oggi che ne ho 36 di anni, la mia speranza è quella. Invece ho visto che gli usurai ci hanno tolto il grano. E questa è una cosa meravigliosa. Che Il mondo... continuano a essere anche finanziati per Sì. giunta. Per noi tante volte da queste frequenze abbiamo parlato contro certe famiglie che hanno campato grazie ai soldi pubblici, no? Poi Sì. abbiamo pagato anni e anni di cassa integrazione o di NASPI, come si chiama adesso, Sì, ma insomma. peggio ancora, Mimmo. Poi quando andavo alle superiori spuntò una nuova scritta, perché con l'euro tutto era aumentato, l'Unione Europea si è inventato il modo di far triplicare il costo delle nostre automobili. Una volta ti compravi la Fiat Uno con pochi milioni, e tutta l'Italia aveva la Fiat Uno, la tipo, più ricchi la Tempra. Questa era l'Italia. Poi si sono dovuti inventare l'euro, il mercato libero, abbattiamo tutto. L'unica zona al mondo dove cani e porci fanno entrare tutte le merci che vogliono, le persone pure, perché anche le persone sono diventate una merce, si chiama Europa, si chiama Unione Europea, nemmeno Europa, perché l'Europa, grazie a Dio, sembra ancora un pelino meglio. E apparve la nuova scritta: lavori per comprarti la macchina per andare al lavoro. E questa è la massima, ragazzi, dei giorni d'oggi, soprattutto qua a Milano. Tu lavori per comprarti l'auto ibrida che il sindaco Sala ti obbliga ad avere per andare al lavoro. Ragazzi, un sistema così a casa mia è fallito. Che poi non ha più senso. Non ci puoi manco entrare a Milano, perché con tutte le piste ciclabili, con tutti i divieti che ha messo appunto Sala, ti fa comprare la macchina e manco la puoi usare. Quindi lavori a Milano per comprarti la macchina per stare in coda. Sì, ecco, a sì, Vicenza esatto. invece lavori per comprarti la macchina per andare a lavoro. Ancora si salvano. In Veneto salutiamo che dal Veneto ci ascoltano un sacco di persone. Io ci sono nato e cresciuto nonostante il mio accento da Bauscia milanese. Sì, si sente molto il tuo accento. Sì. Ecco, ci lascio sempre un pezzo di cuore, sempre bello tornare. Saluta il clan di Canos che ti ascolta, Sì, che ci ascolta sempre. voglio salutare il clan. tra l'altro, bravi, mi hanno detto che in Puglia, nonostante le piogge, l'acqua è poca e stanno razionando l'acqua. Insomma, l'acqua è poca. Quindi chiedo al buon Dio che all'ascolto, ci ascoltano anche dal paradiso, mi hanno detto di far piovere un poco di più sulla Puglia, che qua si mette male. Ma Ecco. come con tutto l'acquedotto pugliese? Il problema è che poi hanno fatto le regioni e prima l'acqua arrivava dalla Campania, dal Sele, poi la Campania ha detto no, l'acqua non ve la diamo più, ci sono chiuso i rubinetti. E che la Basilicata pure, perché ora esiste l'acquedotto lucano. Quando il Ventennio realizzò l'acquedotto, cari amici, perché il Ventennio, i fasci, quei maledetti, costruirono una cosa che si chiama acquedotto pugliese, perché in Puglia l'acqua non c'era. Facciamo un po' di storia. E l'acqua l'andavano a prendere la Campania e faceva Puglia e Basilicata. Poi con l'istituzione delle regioni è stato regionalizzato l'acquedotto pugliese, che prima aveva sede a Roma e valeva come un ministero per le segge politiche, e la Lucania, la Basilicata, ha voluto il suo acquedotto, e quindi la Puglia si è aggravata ancora di più a livello di crisi idrica. Non è per cattiveria, ma la Puglia è una regione molto calda, lunga e arsa, dove le piogge sono poche perché si fermano nell'Appennino, quindi in Campania e in Basilicata, e la pioggia, l'acqua non arriva, o ce n'è poca, insomma, bisogna usarla bene. E se non piove per anni, perché il problema è che a Foggia, nel Foggiano, nel nord della Puglia e da anni che c'è una siccità prolungata, oltre ad abbandonare le campagne, ora anche i cittadini nelle case, l'acqua fa sempre più fatica ad arrivare, e, insomma, qua il buon Dio ci deve mettere mano. Io mi ricordo che quando ero ragazzino nel 1900 io andai per la prima volta in Calabria e ebbi l'avventura di andare a Catanzaro, e praticamente Tanto salutiamo la nostra Natalia, che è proprio originaria di Catanzaro e ci chiamano un sacco di gente di Catanzaro a salutarci a Natalia, e che allora ci salutiamo a Natalia tutto, e se ci mandate un po' cantuia, un po' che roba calabrese buona, noi siamo contenti, anche perché Natalia qua fa fame, e che viene Antonino e si fotte tutta la roba calabrese. Antonino, e che Antonino Danna è vivo Valencia, però ci piacciono comunque cose Catanzaro. Ora ci chiama Antonino. Beh, se ci chiama Antonino siamo felici di averlo con noi. Sì. In alcune occasioni siamo stati lui con noi e noi con lui. Ecco. E diamo sempre più vivacità a questa, alle nostre trasmissioni, alla nostra radio. Tanto la Calabria è una regione meravigliosa per come usa la carne di maiale, perché io sono nato e cresciuto al nord, il nord è
Invece i calabresi, molte famiglie calabresi allevano il maiale a casa, e questo l'ho saputo frequentando la comunità di calabresi molto numerosa a Cinisello Balsamo. E ci voglio salutare questo comune di Cinisello, che dovrebbe essere in provincia di Catanzaro, per come invece in provincia di Milano. E insomma, E c'è un sindaco che è meraviglioso, il sindaco Ghilardi, che noi abbiamo avuto ospite anche nelle nostre trasmissioni. È in gamba, ragazzo giovane in gamba, che ha rivoltato come un calzino Cinisello Balsamo, quella che era una periferia, ora è diventato un luogo che ha un'identità. Come cosa giusto. Che accade al contrario a Cologno Monzese, dove è salita la sinistra al potere. Grazie alla destra, ricordiamolo sempre. E stanno distruggendo Cologno. Sì. Cologno è diventata veramente una... Sì. Ora vogliono costruire i condomini sui parcheggi a Cologno Monzese, pensate, grazie al sindaco Sala, una cosa meravigliosa, vedremo cosa. Però sappiate che se c'è quella situazione, grazie al centrodestra, non finirò mai di dirlo, in maniera corale si sono impegnati tutti per far cadere la giunta e consegnare chiavi in mano con tanto di carta di regalo e vaso d'argento. Complimenti. E quello che il centrodestra non deve fare è stato fatto. Quindi, cara politica nazionale, quando volete vedere quello che non bisogna fare, venite a Cologno Monzese, facciamo io e Mimmo la guida, sì. E facciamo vedere come consegnare la vittoria a questa gente qua. E insomma, poi come distruggere quello che il governo della città di centrodestra ha costruito in 5 anni, in 8 anni, perché era il secondo mandato. Come distruggere in 448 il tutto, insomma. Sì. E vabbè, comunque questa evidentemente è una... Ma si divertono perché a Padova pochi anni fa è stata fatta la stessa cosa con Bitonci, quindi... E ora se ne vedono le conseguenze, insomma. Non mi ricordo cosa... insomma... questi calabresi qua mi spiegavano che in Calabria fanno davvero di tutto col maiale, ma insaccati, cose piccanti, i sughi, la carne tritata per il sugo, cioè dimentico sicuramente qualcosa, davvero una cosa meravigliosa. Non a caso la Lega in Calabria prende una buona percentuale, perché è un luogo che ha un'identità. Ma tu praticamente stai consigliando alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di allevare un maiale in casa? Sì, per come vanno le cose, ragazzi, è un ottimo investimento e ci date gli avanzi, perché visto che qua le cose vanno di male in peggio, tenetevene un porco a casa, come dicono qua in Alta Valtellina, perché non si sa mai. Ovviamente se vivi in un bilocale come me a Cologno è un po' più difficile tenere un porco, quello vuole una stanza. Lo puoi tenere sul balcone, lo puoi tenere sì, voglio vedere, diventi come Homer Simpson con Spider Pork, è uguale proprio. Sì, qua stiamo sparando cazzate a tutto andare, perché cari ragazzi, c'è da piangere, le notizie sono sempre peggio. Qua con la follia che abbiamo in Europa, che ci dovete perdonare, ma noi siamo reduci da un periodo abbastanza triste e tragico, e per cui giustamente ma stiamo vivendo un altro periodo triste e tragico, che è la nostra esistenza, la nostra realtà, perché abbiamo la nostra classe dirigente in Europa, che là arrivano gli ordini, che oltre a salvare la signora Salis e a pensare come scatenare la terza guerra mondiale, non fanno. Anche tu mi parli della Salis, già ci ha pensato Antonio. Io non parlo, io ho solamente voluto sfiorare, ho sfiorato Ah. l'argomento. Ovviamente lunga vita di Ilaria Salis, mi auguro che darà vita a un progetto politico di come prendere le case, perché giustamente anche quello è un lei problema, esperta insomma, in questo, lei è esperta sì, soprattutto quelle degli altri. Quindi magari una bella agenzia immobiliare a nome suo sarebbe l'ideale, e quindi salutiamo, perché ci ascolta sempre Ilaria. Ciao Ilaria, torna qua a Monza qualche volta a trovarci. Certo, vabbè, ma vogliamo parlare invece, passare agli argomenti seri della trasmissione. Mimmo, tu un argomento serio come al solito devo fare io, perché qua ormai... Fallo tu, visto che sei stata a parlare per quasi mezz'ora. No, che mezz'ora, sono 12 minuti che sto parlando, Mimmo, e comunque sto riempendo un buco, un vuoto, perché c'è chi riempie i buchi e chi invece li guarda. Io li riempo. No, non ridiamo, ecco, subito la regia a ridere. No, non intendevo in questo. Ora c'ho anche mia moglie a casa, chissà cosa... No, il vuoto, ecco. C'è chi è un vuoto pneumatico, chi invece, insomma, tende a produrre a riempire il vuoto. Ecco, quello è il mio... Stavamo dicendo che noi appunto siamo reduci da una settimana abbastanza triste, e giustamente appunto non sappiamo da dove cominciare, perché come notizie ce ne sono veramente di terribili, considerato appunto quello che sta ricominciando a essere in Palestina, in Terra Santa, no? Perché sennò poi ci attaccano. In Terra Santa, appunto, con
l'esercito israeliano che sta ricominciando a bombardare cose Sì, varie. sì. Io avevo già fatto, mi ero già messo da parte un certo gruzzoletto perché volevo andare a fare anch'io un investimento immobiliare a Gaza. Cioè, anche io avevo pensato, mo Ma vado perché là. bisogna andare a Gaza? Scusami, come di una È casa? perché se là fanno una casa, una Te la riviera compri appunto tutta bella da allegra. pescare a Bari, e voglia quante cose ti puoi No, comprare. no, No, devo da andare a pescare a Bari Gaza. dopo manca l'acqua, abbi pazienza, io sono Allora a sicuro. Gaza invece l'acqua c'è di sicuro. Se fanno questa speculazione Che edilizia bello, anche ce immobiliare l'ho. di cui tutti parlano, sicuramente ci sarà anche l'acqua. D'altronde, in fondo, scusami, Israele è stato capace di trasformare un deserto in un giardino. Questa è una cosa molto contestata. C'è chi dice che era già così prima, poi non voglio. Ci sono delle foto a quanto pare non prodotte dall'intelligenza artificiale, però sono le Io solite so che c'era uno da quei malelingue. paraggi che si faceva pescare una rete, una retata di pesce, e da una retata sola faceva diventare centinaia e Infatti l'hanno centinaia di messo in pesci. croce E poi, infatti l'hanno capito? messo in croce a Ecco. lui, ecco. Vabbè, ecco Però come ecco, io vanno. pensavo di andare a fare un investimento immobiliare anche io là, perché visto e considerato che qua a Milano non si può più fare, né a Milano, né a Roma, né a Napoli, cioè, né a Firenze, perché appunto ormai i valori immobiliari sono balzati alle stelle, no? E io pensavo, dico, "Mo, chissà, forse un bilocale, non so, una villa bifamiliare riesco a cuccarmela anche io, no? Che oggi vale 100, domani potrebbe valere 10.000, no? Anche perché poi c'è sempre il problema della protezione dei propri risparmi, perché Anche se, caro Mimo, si dice, il Sole 24 Ore ha dato l'allarme, dice che la borsa è in preda a un'enorme bolla che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Quindi a quanto pare questa bolla pure rischia di esplodere, di finire male. Staremo a vedere. Noi abbiamo sempre purtroppo precorso i tempi e siamo qua. Fate attenzione, i bitcoin, vendeteli tutti, amici. Vendete i bitcoin subito. beh, io avevo un altro amico che diceva di vendere tutti i mattoni e di trasformare tutti in lingotti d'oro, perché dice il mattone tenetevi solo quello in cui abitate, Ma anche gli qua fate altri attenzione risparmi perché trasformateli in un'azienda di lingotti. Milano, di Zanza, si è inventata la truffa sull'oro, quindi fate attenzione a chi date i vostri soldini quando si parla d'oro, No, ok? Se proprio vi piace l'oro, andate a Libbiano Sabbia d'oro. d'oro, che sicuramente sono soldi spesi meglio, perché la vita è una e conviene andare al mare, insomma. Ok, a proposito di cazzate, qua si inizia ad asciugare la lingua a forza di spararle, parliamo di cose vere Serie. purtroppo. E leggo, il vostro sparacazzate si legge gli articoli, si li conserva, dice così qua un giorno che insomma possono servire, li leggiamo. È successo di tutto un po'. Ho qua un articolo dell'Espresso, quindi giornali seri, no? Come questa radio populista che spara un sacco di cazzate perché ci sono io. Siamo le notizie quelle vere, il mainstream, ragazzi, non noi. E ha questo bellissimo articolo che parla di quello che sta accadendo in Germania da anni. E cari amici a casa, sapete che la Germania è la locomotiva d'Europa. Se la Germania si ferma, sono cavoli per tutta l'Europa. Se la Germania addirittura è in forte crisi come sta accadendo, ancora peggio. E quello che sta accadendo non è colpa dei dazi di Trump o altro, è colpa del fatto che a forza di fare austerità a destra a manca in Germania da 20 anni e in tutto il resto d'Europa nessuno si compra più niente, il mercato si è bloccato, non abbiamo più voglia di vivere, la gente i tassi di suicidi si sono moltiplicati, la gente non fa più figli, chi sta bene con la testa scappa, beati loro, 150.000 italiani scappano all'estero, avrei voluto scappare io, vorrei scappare ma non so dove. Quindi se qualcuno mi consiglia un posto dove scappare, 0292947222. In Basilicata mi dici, cos'è? Mi dice Simone? Messico è bello. Se tu sei abituato a vivere giù è bello. Anche in Viale Romagna a Cinisel più o meno è come in Messico. Io ho un amico che viveva a Cologno Monzese e che quando si metteva a letto non riusciva a prendere sonno, si metteva il cappotto sul pigiama e andava in giro a cercare la canna, il fumo, perché era l'unico modo per addormentarsi. In Messico ti fanno dormire loro, manco te ne accorgi, ti ritrovi del piombo nello No, ma non necessariamente, ci stanno tanti tipi di funghi messicani, di No, peyote, ora di c'è il problema è che in cosa. Messico c'è l'esplosione del come si chiama? Il fentanyl. In Messico arriva dalla Ma Cina. non è vero, perché quello lo mandano per la maggior parte negli Stati Uniti, tant'è che No, Trump. anche in Messico. Ho visto un sì, documentario su anche. Rai 3. A volte Rai 3 si ricorda di fare servizio pubblico. Ho visto un documentario meraviglioso. In Messico c'è un'epidemia di fentanyl, ragazzi.
fa Anche lì. paura quello che sta accadendo. Cioè non è Trump è embriaco, avrà qualche problema, però ci ha preso su sta storia del fentanyl, ragazzi, è una cosa tremenda. È morte sicura. Se arriva qua in Italia, Milano rischia di perdere un quarto della popolazione. Meno È brutto male da che dire. in questi giorni È brutto le da varie dire, però. operazioni delle forze dell'ordine portano al sequestro appunto di cocaina, di fumo, di crack. Ancora non ho sentito parlare di No, il fentanyl. fentanyl per ora fa fatica ad arrivare in Europa, però mai dire mai. Insomma, dove c'è il fentanyl ha fatto il disastro. Ma dove non c'è il fentanyl c'è l'Unione Europea. E guardate un po' che accade in Europa, secondo l'Espresso del 20 settembre 2024, così va in crisi il modello Germania. Noi abbiamo qualche minuto e poi andiamo in pubblicità, ci siamo più. Però volevo fare l'apertura della trasmissione con la Marsigliese. Perché che è Sì, successo? perché io prima di uscire di casa ho sentito appunto che Sarkozy ha fatto il suo ingresso alla Santé. Allora in omaggio a Sarkozy che ha fatto l'ingresso alla Santé, la Santé è la galera parigina. No, la galera è una delle tante carceri che Però è quella stanno. È più il San famosa. Vittore di Parigi, Sì, così però ci capiamo. è quella più famosa, la Bastiglia in pratica, no? Giusto? Non è la Bastiglia la Santé. No? No, 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 non c'entra Non c'è, niente. vabbè, Alla Bastiglia non c'è non più, c'è c'è più. la Bastiglia che va a ricordare dove era la Bastiglia. Il carcere della Santé non sta in quei Beh, è paraggi. in centro a Parigi, però non è quello, un'altra Comunque, appunto, cosa. io volevo salutare Sarkozy e dichiarargli tutto il mio affetto. Sì, perché, Perché chi di risata ferisce, di risata perisce. perché comunque sia lui è entrato e dice io, dato che è in galera in Francia la televisione, se la vuoi la devi pagare. Ah, davvero? Non è Sì, come in così Italia han detto. che. No, No, no. allora. In Francia Bene. se vuoi la televisione in cella la devi pagare. In Italia Allora, invece la distrugge e te la pagano gli altri. Pensate. Sarkozy ha detto che lui la sua carcerazione la passerà scrivendo i libri, 2. Uno tipo con le sue prigioni, vuole praticamente imitare appunto il Conte di Montecristo scrivendo anche chi era quell'altro, Silvio Pellico, che ha scritto anche lui Sì. il suo libro sulle prigioni, no? Infatti ho sentito che Macron gli vuole dare la grazia pur di non leggere. Non aveva manco varcato la porta della galera che già erano partite le richieste di grazia nei suoi confronti. I nostri cugini oltre le Alpi sono molto rapidi Sì, in amici. questo. Alla fine chi è che non rubacchia quella? No, Dai, però io Sarkozy mentre partiva per andare verso la galera ha salutato tirando fuori la mano destra, ha salutato così. è un fascio Sarkozy un Non lo po'. so, può darsi. Sta di fatto che a me m'ha colpito Carla Bruni che l'ha accompagnata, che era proprio triste. Insomma io, cioè, esprimo Carla, il mio dispiacere per Sarkozy, non tanto per lui quanto appunto invece per la moglie. posso citare un grandissimo ex conduttore di Radio Libertà? Prego. Ivan Cardia. Prego. Carla, non piangere, balliamo. Ecco, non piangere Carla, vieni qua, balliamo, ci divertiamo. Carla, Anche perché, Carla. come dicono in Francia, tu passes, tutto passa, quindi passa anche questo, vedi, non ti preoccupare, manco te ne Sono solo accorgi. 5 anni, cosa vuoi che sia? Cioè, è un Appunto, attimo, insomma. ti puoi anche divertire nel Comunque è la frattempo. prima volta che un presidente della Repubblica francese viene portato in prigione. E rispetto a Macron Storico. era un signor presidente, quello è il guaio. L'attuale presidente della Repubblica francese è talmente pessimo che Macron faceva la sua che Sarkozy faceva la sua porca figura, anche se tra gli artefici dell'Europa dell'austerità, l'Europa delle grandi aziende. Sarkozy è l'uomo, è tra gli artefici dell'invasione di immigrazione clandestina che l'Italia ha avuto. Ha un nome, un cognome, Nicolas Sarkozy, e quindi lui voleva cioè lui si è fatto finanziare da Gheddafi a fare la campagna elettorale, ha fregato Gheddafi e questo è il karma o la provvidenza, come chi è cristiano crede, e quello di cui ferisci poi perisce. Ha voluto fregarsi nel vero senso della parola Gheddafi e poi alla fine da Gheddafi è stato fregato, vedete e ti sta bene, fateli tutti e 5 gli anni, oserei dire io, perché il problema è che c'è un altro folle ora che si chiama Macron che vuole portare l'Europa alla terza guerra mondiale, brutto da dire, però ci vorrebbe un presidente che rispecchia la Francia. E infatti la Francia è in fortissima crisi, però se Parigi piange, Berlino non ride. E quindi noi ora andiamo in pubblicità e parliamo dei nostri amici tedeschi. Appena abbiamo la disponibilità della regia che è un attimo impegnata.
stanno ordinando su Glovo e Simone in pratica vorrebbe mangiare la messicana, però Natalia preferisce le cose calabrese perché lei è E noi calabrese. invece andiamo in pubblicità. pubblicità. Preparata la sardella. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. E rieccoci in diretta con lo Spazio Più Professionisti Imprenditori Uniti. Per dimostrarvi che sono in diretta vi dico che sono le 15:30 di martedì 21 ottobre 2025. Chi vi parla il vostro sparacazzare preferito Federico, a fianco a me il presidentissimo Sua Eccellenza Mimmo Magnetta. Buongiorno a tutti. Dall'altra parte del vetro alla console il mitico Simone che sta facendo il mimo bello. Cioè ragazzi, qua siamo sprecati. Dovreste condurre voi, perché è vero, la gente migliore in Italia è sempre dall'altra parte, lo dico da anni. E poi la nostra mitica Natalia. Ecco, Natalia. Ecco. Ci siamo, perché poi c'è sempre il mio anzi il principale qua che mi suggerisce sempre sbagliato. Andiamo avanti ragazzi, volevamo leggerlo io? Sì, tra l'altro Mimmo ha acquisito una vena poetica. 0292947222 per chiunque volesse dire la sua, il WhatsApp 340-670-9659 e con molta felicità abbiamo appena appreso dalla dirigenza di questa meravigliosa cooperativa che da quando abbiamo dovuto cedere e liquidare il canale televisivo abbiamo perso l'80% degli ascoltatori ed è una cosa meravigliosa. Allora, dalla pagina dell'economia dell'Espresso, sì, ma di andare avanti. Leggo solo il titolo, Under alles. Una volta non era Uber alles, era sopra, Deutschland Uber alles, soprattutto, è diventato Deutschland Under sotto alles. Tutto, perché la situazione non si può, io non la posso sentire. Situazione molto, addirittura c'è una remigrazione, ci sono italiani che dalla Germania stanno tornando a casa, tra questi anche mia sorella. Non sto scherzando ragazzi, in Germania le cose vanno talmente male che gli italiani tornano a casa, tornano pure in Calabria. La Calabria ha riacquistato 300.000 abitanti da quando le cose vanno male. Pensavo che il rientro fosse dovuto alle tasse, alla tassa che il governo italiano si è inventato per far ritornare la gente. No, le cose vanno male, ora lo leggiamo. Secondo l'Espresso ragazzi, vorrei che fossero le cagate che scriviamo noi e che diciamo noi, no, è tutto... Lo dicono i giornali seri, l'Espresso è uno di questi giornali, noi lo leggiamo. Un articolo di Federica Bianchi. La Germania non sarà mai più quella che conosciamo, la potenza costruita sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, la leader che ha trovato sul successo delle sue industrie riscatto dalla tragedia causata dalla storia, il colosso che nell'ultimo trentennio ha condizionato la politica budgetaria dell'intera Unione Europea, ha esaurito la magia del suo trionfo. Quest'anno in cui il suo PIL ancora una volta è in bilico sull'abisso incerto tra una crescita dello 0,2% e segno meno dell'anno scorso. Noi ci sappiamo benissimo che è finita anche nel 2024 male per la Germania. Il suo modello economico si è inceppato, non c'è ombra di meccanico in grado di farlo ripartire, forse è rotto in permanenza. La Germania non è mai stata la locomotiva d'Europa, mi piace, questi si inventano sempre le cose. Dice Daniel Gross, direttore dell'Istituto per le Politiche Europee dell'Università Bocconi.
Azzerando un luogo comune, la sua superiorità all'indomani della crisi finanziaria del 2008 era dovuta essenzialmente a due fattori: il differenziale del costo del denaro e la crescita esponenziale della Cina, soprattutto nei due settori in cui la Germania era forte, l'automobile e i macchinari di precisione. Il costo del denaro è oggi simile ovunque nella zona euro. Il famoso spread tra la Germania e i paesi indebitati come Italia e Grecia si è ridotto al lumicino. È la Cina che fin dall'inizio del millennio è stata l'Eldorado dei tedeschi, diventandone principale partner commerciale nel 2015, da immensa opportunità si è trasformata in minaccia mortale. I tedeschi per 30 anni hanno costruito strade e linee ferroviarie per Pechino, venduto alla nuova classe media dirigente automobili e macchinari di ogni tipo, rivolgendosi a un numero di consumatori costantemente in crescita. Come contropartita, però, hanno ceduto conoscenze e tecnologia. Adesso è arrivato il prevedibile e proverbiale conto da pagare. Il gigante dell'automobile elettrica cinese BYD, Build Your Dream, costruisci i tuoi sogni. Pensate, amici cinesi, come essere belli poetici. Guida, costruisci il tuo sogno. Sono meravigliosi. Io amo la Cina, grazie. Nuovi padroni, venite a prendere. Qua Radio Libertà abbiamo tolto L dappertutto. Ok, ha superato la Volkswagen. Cioè, capito? La BYD, costruisci il tuo sogno. Un'azienda che è nata 3 anni fa, costruisce più auto di quelli che gliel'hanno insegnate a costruire e le fanno pure meglio, evidentemente. Quindi questi qua che hanno iniziato 3 anni fa a fare le macchine, ora fa le auto meglio di loro e averle fregato loro, capito amici come funziona? E loro pensavano, no, noi avevamo fregato Grecia, Italia, abbiamo fregato tutto il mondo, e se le venuti i cinesi avevano fregato loro. È tutto vero amici a casa, è meraviglia. Come marchio automobilistico più venduto nel paese di mezzo, la Cina, Zhongguo, che vuol dire paese di mezzo. In questo caso non c'entrano niente gli Hobbit, il loro paese si chiama così. Quindi buona pace di Gandalf e degli orchi dell'occhio che tutto vede, la Cina si chiama così, è il paese di mezzo, Zhongguo, la terra di mezzo. Ciao Frodo che ci ascolta pure lui. E tutto, purtroppo io vorrei dire cazzate, ma la realtà supera le cavolate che dico. È meraviglioso questo mondo, ragazzi. Vedi, mi sono perso. Eccolo qua. E secondo l'ufficio di statistiche tedesco, nel 2020 la Cina ha superato la Germania come maggiore esportatore di macchinari al mondo. Ecco, il problema è che i cinesi fanno le stesse cose dei tedeschi, fatte meglio, che costano di meno, per dirla in poche parole. La Cina sta cambiando, sviluppando i propri prodotti e arrampicandosi velocemente sulla scala della qualità, diventando una concorrente diretta della Germania, spiega Clemens Fuest, direttore dell'IFO, uno dei principali pensatori tedeschi, think tank, però io sono italiano e utilizzo la lingua di Dante per dire certe cose. Il volto odierno della Cina si affaccia su una situazione geopolitica molto tesa che ha messo fine all'era ottimistica ed egoisticamente naif della globalizzazione anni 90. Il modello economico contemporaneo prevede la produzione direttamente nel mercato di vendita per arginare le barriere protezionistiche, continua Fuest, con evidenti conseguenze non solo per le industrie tedesche, ma anche per l'ampia rete di fornitori europei, tra cui l'Italia e innanzitutto la Polonia e in generale i paesi dell'est europeo. Così chiudono le fabbriche. In Germania sta chiudendo la Bosch, sta chiudendo la Volkswagen, stanno chiudendo tutti. E anche in Italia non scherziamo, perché la situazione la sapete, ci sono è record di vertenza aperta al Ministero dello Sviluppo Economico, come ora si chiama Ministero del Made in Italy. La situazione è grave, cari amici a casa. Poi l'Unione Europea come ben sapete la peggiora, perché siamo l'unica area al mondo senza dazi, dove chiunque può venire da fuori, non rispettano le regole, ma le regole si applicano solo ai fessi, che sono cittadini e imprese dell'Unione Europea. Ecco, è l'idiozia perfetta per estinguersi e ci stiamo riuscendo, siamo sull'ottima strada per l'estinzione totale, grazie a Dio. Poi noi abbiamo avuto sempre un sindacato che è sempre stato molto attento, accorto, ogni volta che appunto qualche eccellenza italiana veniva ceduta a stranieri non ha mai detto una parola. Sì. No, poi c'era il governo amico a farlo, perché c'erano loro, quelli di sinistra a farlo, quindi erano certo. quindi bene, male anzi. Così chiudono le fabbriche e in quelle poche occasioni in cui sono sostituite, le nuove imprese richiedono operai impiegati con competenze talmente diverse e rare in Europa da rendere ridondante la preziosa manodopera precedente.
Quindi gli europei non sono più necessari per il nuovo sistema economico. Ora capite l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione, tutte queste cavolate a cosa servono, amici? A sostituirvi. Se non ve ne accorti, stanno sostituendo la razza umana europea in particolare. A breve non sarete più necessari. Voglio vedere poi come pagheranno le pensioni quando non saremo più necessari. Abbiamo ancora, come dice il nostro Carlo Maria Persano, qualche 7-8 anni davanti di minima necessità. Poi sarà interessante vedere quello che accade. Mi auguro Cioè che tu accada qualcosa praticamente prima. la pensione non l'avrai mai, Sì, ma io lo so. A me dispiace per quelli che già la prendono la pensione, che poi resteranno sì, senza. sì, è ovvio. Quando ci sarà l'intelligenza artificiale a fare tutto, anche il welfare non servirà. Perché avere un welfare quando la sanità pubblica, gli asili, che senso ha? Ragazzi, il futuro che c'è, l'euro digitale, tutte queste cavolate da cui noi lanciamo gli allarmi da anni, ci pigliano per fessi, siete come si chiama, populisti, fake news, serve tutto a controllarvi, ragazzi, perché il futuro sarà un reddito di cittadinanza ecologico che verrà dato a chi non c'ha la macchina, a chi non inquina, a chi non fa a chi sta blindato in casa. E a chi tace, e Sì. noi allora non ci avremo un centesimo. Il perché futuro è un dato- perenne lockdown, Mimmo, in pratica. Un perenne, saremo tutti chiusi in casa perché non devi uscire, perché se esci inquini, e starà là come una vacca chiusa nella stalla a ingrassare e a sperare che la morte sopraggiunga il prima possibile. Perché? E poi la sanità non ci sarà più, ti faranno tutta una serie di vaccini che dovrebbero tenerti lontano dalle eventuali malattie. Questo è il futuro che l'Unione Europea prepara per noi. E non avrai nemmeno più il posto di lavoro perché sarà tutto meccanizzato. Quello che si può meccanizzare sarà fatto in Cina. Già ora accade questo. E questo articoletto dell'Espresso dice questo. Siamo nella melma fino oltre il collo, però in Europa la sanno lunga, capito? Così noi potremo sostenere la terza guerra mondiale o quello che vogliono loro. Andiamo avanti. Un chiaro esempio delle serie ripercussioni che la fine del modello tedesco avrà in metà Europa lo sta offrendo in questi giorni la fabbrica dell'Audi in Belgio, che la casa madre tedesca Volkswagen ha deciso di chiudere nel giro di 2 anni, nonostante fosse stata destinata al luogo di produzione dei suoi nuovi modelli elettrici, lasciando a casa migliaia di persone. Con 1000 polemiche e lotte sindacali, la triste realtà è che, tra lo shock generale, la Volkswagen ha deciso di rompere un patto implicito per la sua prima volta: mandare a casa i suoi operai in Sassonia, pianificandovi la chiusura di 2 fabbriche. Certo, non farà sconti a quelli del resto d'Europa. Ironia del caso, a salvarla si è offerto un concorrente cinese desideroso, insomma, di evitare i dazi europei, sempre che il suo ingresso sia autorizzato. La crisi della Volkswagen, che da sola rappresenta il 5% della ricchezza nazionale tedesca, riflette perfettamente quella del resto del paese. Anche nelle cause, la dipendenza della Cina in primis, ma anche i costi di produzione diventati troppo elevati con il passare degli anni, di fronte alla concorrenza internazionale e una leadership tecnologica che sta evaporando rapidamente. Noi lo diciamo da anni. La sola Corea del Sud fa più brevetti di tutta l'Unione Europea messa insieme. Anche qua, populisti, cagate, ci vuole più Europa. Ecco, più Europa è come più tumore. E qua siamo in metastasi, ragazzi. Qua non si riesce, non si innova, non si nasce, non si cresce, non si crea, non si fa più niente. È diventata una specie di enorme spizio, ma magari di enorme stalla, di enorme mattatoio. Questa è l'Europa, ragazzi, è uno schifo, e se ne stanno accorgendo anche al cuore dell'Europa che è diventato uno schifo, quello che noi denunciavamo da anni. Ora sembra troppo tardi, perché se anche là sono ridotti così, chi ci può salvare? Vado avanti a leggere questo articolo che è deprimente, perché più lo leggo, no, basta, ti prego, ecco, Mimmo si sta per tagliare, io invece voglio andare avanti ancora. Nonostante marchi prestigiosi come Audi e Porsche, i margini della Volkswagen si sono assottigliati nel tempo a causa della struttura del costo del lavoro, che assomiglia più a quella di un ente pubblico che a quella di un'impresa privata. Ha quasi il 60% degli asset e il 50% dei dipendenti in Germania, ma vi produce soltanto il 20% del reddito, un rapporto doppio rispetto a quello della Toyota, ad esempio, che in Giappone, vabbè, questo andiamo avanti perché ho avuto anch'io problemi a capirlo, giustamente sono un ignorante. Anche nel resto della Germania, parliamo adesso della Germania, la realtà è simile. Se all'inizio del millennio il paese godeva di un consistente bonus di competitività internazionale grazie alle politiche salariali restrittive intraprese dal governo socialdemocratico negli anni 90, oggi il costo del lavoro tedesco è tra i più alti in Occidente e la produttività non cresce dal 2019.
I 5 anni in cui il mondo è cambiato, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha messo fine alle riserve infinite di gas russo, politicamente tossico ma a basso costo, proprio nel momento in cui una Berlino inverdita ribadiva la decisione di non intraprendere la via del nucleare, e poi altri fenomeni sono usciti dal nucleare, no? Oggi la Germania ha il costo dell'energia più elevato di sempre, l'elettricità è tra il 60 e il 75% più cara che negli Stati Uniti o in Cina. Rileggo così. Oggi in Germania il costo dell'energia è più elevato di sempre, l'elettricità è tra il 60 e il 75% più cara che negli Stati Uniti o in Germania, e un discorso simile vale per l'Italia. È inevitabile che l'industria pesante dovrà essere ridimensionata, sottolinea Daniel Gross. Non servono sussidi a industrie energivore come propone il rapporto Draghi, quindi per questi signori andrebbe chiuso anche quello che rimane, perché tanto la corrente costa troppo, facciamo fare tutto all'estero. E poi chiudiamo anche le fabbriche, perché Sì, tante sì. le fabbriche che servono, però per esempio Trump sta chiedendo appunto che noi si partecipi in maniera più elevata alle spese della NATO. Sì, sì, no? e le armi le compreremo tutte dall'America o dalla Cina, perché no? O anche Le facciamo- dalla Russia, perché tanto qua America, Russia e Cina, Sì, il secondo me mondo è stanno facendo cambiato, tutto un Mimmo. impiccio Si sta imbroglio. tornando a un mondo delle frontiere, dei confini, un mondo dove per sicurezza militare e anche sanitaria, dopo quello che è successo del Covid, la gente si fa le cose in casa. Perché se succede qualcosa, gli altri salvano prima i loro popoli. Non è come l'Unione Europea che salva prima gli altri e fa morire i suoi. Però il problema qua appunto è che tre potenze mondiali stanno decidendo loro come noi dobbiamo schiattare, come noi dobbiamo squagliarci, come ne va il sole. E io penso che questa è una cosa che appunto a me mi manda male. Ma l'Unione Europea non ha mai deciso, o ha sempre deciso in funzione di interessi altrui, e quello è una cosa forse sarebbe il caso che ogni paese, non dico nazione perché sennò dopo dicono che siamo nazionalisti, sovinisti, così, sarebbe il caso che ogni paese, ogni popolo cominci un attimino a prendere coscienza di questo e a comportarsi di conseguenza. Non dico reagire, perché a me la parola reagire, la reazione, reagire mi è sempre stata antipatica, però appunto qua noi dobbiamo agire, non possiamo subire tutte queste cose qua, e se non ce ne fotte niente a noi, a me per esempio, ormai ho raggiunto anche la pensione, cioè noi noi ci deve interessare invece per quelli che rimangono, cioè i figli e i nostri nipoti, i figli dei nostri figli. Insomma, io c'ho qua a fianco a me Federico che per me è come se fosse un figlio, mo' è diventato anche padre, e lui appunto giustamente da tanti anni qua in radio a sparare queste cazzate, che però non sono cazzate, le nostre cazzate sono pura verità. Ecco, noi lo facciamo da anni, quello appunto di urlare, di avvisare, di lanciare gli allarmi. Qua bisogna che diventi una cosa più generale. sì, Non deve essere il Landini di turno, perché dato che lui sta facendo tutto questo casino adesso perché si vuole guadagnare un posto in Parlamento anche lui, in Europa anche lui, perché tanto Landini non ha mai fatto niente prima di oggi. Cioè, prima di oggi Landini ha fatto sempre gli accordi con il padronato, e adesso, da quando appunto al governo ci sta Salvini, Salvini appunto è diventato l'obiettivo principale della CGIL, che organizza scioperi super scioperi contro, guarda caso, contro il ministro dei trasporti. Cioè noi ogni fine settimana ci ritroviamo ad avere scioperi appunto di treni, aerei, mezzi pubblici, cioè, ma lui lo fa appunto per guadagnarsi uno spazio, per poi guadagnarsi, pensa lui, la simpatia dei nuovi arrivati, dei vari nuovi italiani, dei nuovi appunto degli stranieri che ormai sono diventati qui italiani. Lui appunto sta cercando di prendersi la loro simpatia, perché dato che non riesce manco più a fare tessere fra gli operai, gli impiegati, perché d'altronde non ce ne sono più, perché appunto con l'intelligenza artificiale mano a mano cominceranno a togliersi di torno anche gli impiegati. Gli operai già li hanno tolti, ormai il sindacato non sa più dove andare a prendere gli iscritti, stanno cercando appunto di andare a prendere fra i nuovi arrivati in Italia.
perché appunto a lui sostanzialmente di come vanno le cose non gliene fotte niente, perché tanto Sì, ma come alla leadership dell'Unione Europea, leggo sì. l'ultimo trafiletto. Il giusto pesante che in Germania genera il 15% della ricchezza nazionale sta già facendo i bagagli, portando con sé competenze e personale. Il gigante della chimica BASF, dopo un 2024 da dimenticare, ha appena aperto in Cina una fabbrica che produrrà rivestimenti per il settore automobilistico. È il numero dei problemi che si sono accumulati a rendere la situazione estremamente difficile, dice Fuest. Da solo il problema energetico sarebbe risolvibile e anche il cambiamento del settore auto, ma le questioni sono tante e si aggravano vicedevolmente. Qua sarebbe una cosa, vi leggo l'unica cosa che l'ultimo trafiletto perché va molto avanti, vengono dette secondo me delle cose come c'è questo Gross che dice che la Francia può superare la Germania grazie alle sue competenze, forse poco aggiornato questo Gross, basta vedere quello che accade in Francia dove il disastro è pure peggio che in Germania, tranne per la corrente elettrica perché là grazie a tutte le centrali nucleari dovute alla cosiddetta force de frappe, cioè l'apparato atomico di bombe nucleari che la Francia si è costruito, è un'eredità insomma che gli ha lasciato i governi gollisti che tra l'altro fanno fatica a sostituire perché le centrali nucleari in Francia invecchiano e vengono chiuse e non se ne costruiscono più perché non sono più capaci di farlo. Questa è l'Europa di oggi. Quello che vi dice Draghi non sarà insomma l'alternativa, l'ha dichiarata chiaramente Mario Draghi, una lenta agonia. Se ne è accorto pure lui che qua insomma le cose vanno di male in peggio e quello che ci aspetta è di insomma finire morire chiusi in casa senza un lavoro più decente o di diventare un immenso parco giochi per cinesi, americani, russi, indonesiani, per il mondo intero che verrà a visitare l'Europa perché qua non si produrrà più niente, stiamo morendo, siamo morti che camminano e la crisi che c'è in Germania e che va avanti da anni e che sarà decennale è solo l'inizio della fine, a meno che qualcuno si sveglia, qualche popolo europeo si sveglia, glielo fanno fare e si cambia. Bisogna anche registrare che in Germania durante delle elezioni 6 candidati di Alternative für Deutschland sono morti in condizioni poco chiare, uno dietro l'altro. Quindi anche se qualcuno volesse fare qualcosa, poi muori in circostanze strane o magari stai guidando una Volkswagen e sei il governatore della Carinzia. e ti si svitano i bulloni Mentre cammini e muori. Ecco, questo era un certo Jörg Haider che per quanto uno ci siamo capiti, non voglio dire parolacce in radio, però quanto odiato fosse dai media, capito, hanno deciso che un giorno doveva finire male e così è stata. Dice, per questo motivo secondo te che chi appunto sale al potere potrebbe fare la differenza invece non la fa e a un certo punto si adegua? Sì, oppure non lo fanno salire al potere, si sa, è No, una no, cosa parliamo risaputa. di chi c'è salito e che appunto contrariamente a tutti i programmi elettorali non sta facendo niente, ma sta seguendo addirittura quelle che erano i programmi di Draghi. Il ministro dell'economia di estrema sinistra greco, Varoufakis, Yannis Varoufakis, un uomo molto, come posso dire, un uomo che piace a quelli che piacciono. Lui è un motociclista, un economista di enorme successo che insegna nel Regno Unito, se non erro. Va in giro con una giacca di pelle, molto metallaro. Al nostro Marco Castelli piacerebbe molto Yannis Varoufakis, che salutiamo. È stato anche Marco Castelli no, o Varoufakis? sia Castelli, Varoufakis, se ci ascolta ne saremmo onorati. Era il ministro del primo governo di Tsipras e lui ha detto chiaramente che quando la Grecia aveva in mente di uscire fuori dall'euro, di dire noi non vi paghiamo niente, andatevene a fancuore, e avrebbero salvato la Grecia perché la Grecia ora è tutto tranne che salva. Certo. Qualche giorno fa in Grecia il governo ha deciso che si può lavorare fino a 13 ore al giorno. Che meraviglia, l'avanzamento, il sol dell'avvenire, ragazzi. Invece andare avanti, cioè con la paga da 48 ore? No, con la paga di come se lavorassi 5. Meraviglioso, ragazzi, che bella l'Europa. Guarda uno che dice lavorare meno, lavorare tutti. E invece se il sol dell'avvenire, guarda, alla servitù della gleba alla fine ci siamo ridotti. Cioè. Era Prodi quello che dice lavorare meno. No, lavoreremo con l'euro, lavoreremo un giorno di meno e guadagneremo come se avessimo lavorato un giorno in più. E abbiamo visto. E quindi ha dichiarato che lui è stato minacciato, gli hanno detto dove andavano i suoi figli a scuola e tante belle cose, e al primo ministro Tsipras pure furono fatte tutta una serie di minacce familiari, comprese le foto dei suoi figli e tutto il resto, e questi signori dell'Europa pure
almeno da quanto dichiara il signor Varoufakis, sia qua, perché poi Sì, ti sì, lasciano in poi- mutande queste, noi ci dissociamo da certe dichiarazioni perché in Europa c'è gente seria, onesta, come Ilaria Salis. No, tutto serio, ragazzi, per carità, assolutamente. C'è gente onesta come la von der Leyen, no? Dove si perdono le prove per eventuali processi, per lotti di vaccini, ma lasciamo stare, un'altra storia quella. Tutto onesto, tutti seri, per carità, però insomma qualcosa in Grecia è successo, e secondo il professor Varoufakis questo accade quando qualcuno in Europa vuole alzare la testa, gli fanno vedere la foto dei suoi figli, della scuola, della moglie, gli dicono o fai così o fai una brutta fine, e se non fai così finisci come quello dell'AfD o come un certo ex governatore della Banca Centrale Europea Duisburg, che fu il primo governatore, che è morto annegato in piscina da solo, in circostanze mai chiarite. Succede, Quello fatta, aveva mangiato lei scmirà poi panzerozzi, si è buttato in piscina, c'è venuta la congestione, è morto. Peccato che non fosse non era né di Under né di Cerignola né di Canosa, ma era olandese questo Duisburg, e in vita sua non aveva mai mangiato né le orecchiette né tantomeno i panzerotti. E quindi, ragazzi, questo è il mondo che ci aspetta se continuiamo a starcene in poltrona, a vedere quello che accade, a far decidere che qualcun altro grande e grosso decida del nostro futuro e destino al posto nostro. E vabbè, e anche per oggi abbiamo fatto radio disperazione assoluta. E Non è disperazione, purtroppo è tutto quello che accade davvero, ci tocca a noi farlo. Noi vorremmo evitare di fare questo, però se non lo facciamo noi, chi lo deve fare? Se non volete sentire queste cose, accendete la TV sulla 7, sicuramente il mondo sulla 7 è meraviglioso. Salutiamo i giornalisti della 7 con cui abbiamo avuto più volte delle collaborazioni. Salutiamo tutti i giornalisti perché a modo loro informano. A noi tocca fare il lavoro più difficile, fare una voce, quello in mezzo alla censura, al di fuori, la voce della verità, che apre gli occhi finché ci siamo qua, perché qua comunque alla gente che ci ascolta a casa non gliene frega una beata minchia, scusate il francese, tanto lo posso dire, non ci ascolta nessuno. Abbiamo perso il canale sulla TV digitale dove ci ascoltavate gran parte di voi, prima ancora abbiamo perso le frequenze FM, Mimmo. Andando avanti così, pure il canale internet, che ci è saltato un sacco di volte sia su YouTube che su Facebook, salterà. Ecco, questo vi fa capire che anche chi come noi vuole fare un'informazione vera e diversa ha le sue difficoltà. Mica come succedono gli incidenti, mica succedono solo a Ranucci. Ecco, tra l'altro a lui gli scoppiano le bombe sotto le macchine, a noi invece proprio a me un petardo hanno messo sotto la macchina. No, a parte gli scherzi, anzi un saluto a Sigfrido Ranucci. È tutta la nostra solidarietà. Assolutamente. Perché la voce della stampa deve sempre continuare. Tutte, perché è bello. La stampa è come una bandiera arcobaleno, ha tanti colori diversi ed è bello guardarli tutti. Detto ciò, proprio di colori diversi, diamo voce a chi invece la pensa totalmente diverso da noi, e quindi restate sempre all'ascolto su Radio Libertà, noi inteso come me e Mimmo, non come che noi siamo fuori dalla linea della radio, noi siamo proprio, non ho ancora capito perché non ci avete messo una bomba sotto l'auto, sinceramente, datevi una mossa. Tempo al tempo, dai. Ecco, grazie a tutti per l'ascolto, restate qua su Radio Libertà. Buona serata a tutti e buon ascolto. Ciao. Avete ascoltato Spazio Più.